Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 13 settembre. Sono reduce, sono appena uscito dall'incontro che è stato organizzato dall'amministrazione comunale all'Auditorio San Nicolò per spiegare, parlare con le aziende, con le attività del centro storico all'interno del ZTL, e vi invito nel link in descrizione, vi invito appunto l'intera serata. Abbiamo fatto la diretta, ma mettiamo anche il video girato con la telecamera, che diciamo la qualità è sicuramente migliore. Detto questo, abbiate pazienza, sapete un po' la mia diciamo posizione nei confronti di questa amministrazione, ma del sindaco in particolare, ma anche altri soggetti. Allora, alla domanda che ho fatto, allora, abbiamo il problema di questa ZTL che è stata rimandata, adesso siamo in zona Cesarini, ci sono tanti problemi da risolvere, ci vorrà tempo, vabbè, questo è un altro discorso. Ma praticamente la domanda che ho fatto io è: abbiamo ancora i mezzi pesanti che transitano dal Duomo e vanno verso il mercato ittico e ne transitano di notte e quindi spaccano la pavimentazione. Quindi è possibile in 3 anni trovare la soluzione in modo tale da utilizzare le telecamere per fermare questi mezzi? Interviene la Maria Rosa e fa: è una vergogna, sì, ha ragione, è una vergogna, questi camion spaccano in pavimentazione, ma noi sposteremo il mercato ittico entro la fine del 2024. Al di là che dopo una certa ora anche io devo dire, ho una fase di rincoglionimento permanente, e quando arriviamo a una certa ora, quindi presumo che anche la Maria Rosa, che ha qualche anno più di me, probabilmente si trova nella stessa situazione. Quindi ha detto il 2024, ma dopo si è corretta: no, intendevo il 2025. Ecco, dire 2025 è praticamente lo stesso. Non so in che realtà vive per questa donna, perché se è una donna, perché voglio dire, semplicemente la caserma dei vigili del fuoco, dove c'è un procedimento già incardinato, è stato dato il terreno, hanno fatto il bando per il progetto, se va bene la sposteranno entro 2 o 3 anni, se andrà bene. Figuriamoci pensare di spostare il mercato ortofrutticolo e il mercato ittico qua in un anno, praticamente 12 mesi del 2024 è già finito, quindi neanche in un anno, quando praticamente semplicemente per fare il bando per un progetto, e cioè guarda, veramente sono stanco, quindi non continuo, ma veramente concludo, invito a guardarvi tutto l'intervento, cioè tutto quanto. Il sindaco è intervenuto, si è svegliato anche lui, ha detto: beh, anche Zaia dice che gli ottimisti non hanno vita facile. Ecco, caro sindaco, io sono un ottimista, infatti spero molto che prima possibile te ne vai via, perché ogni mese che tu rimani in questa amministrazione sono danni ulteriori a questa città, danni irreparabili. 2025 il mercato ittico, la sala d'aste non potrà essere trasferita, così come tante attività del mercato ittico, e quindi nel 2024 è trasferito il mercato ittico? Sì, fine del 2024, primi del 2025, insomma noi ci vediamo, non ci speriamo, ci crediamo, e speriamo invece che molti di voi ci sostengano in questa iniziativa, e quindi cambio che sbagliano. Ma non dire fesserie, nel 2024 spostare il mercato ittico, ma non dire proprio fesserie, guarda, stai zitta, guarda, madonna. Il fervore fine 2025. Un anno e mezzo. Anche Zaia dice: solo i pessimisti non fanno fortuna. Gli orari e le nuove modalità delle corse scolastiche non incontrano il favore della popolazione studentesca e neppure quello dei genitori, che vedono il disagio che devono vivere i loro figli per andare a scuola. Non solo quelli che si devono muovere all'interno del territorio, ma anche quelli che giungono dalle frazioni.
I ragazzi di Sant'Anna, ad esempio, possono prendere 2 corse bus, una che parte da Cavanella d'Adige e passa verso le 7:15, 7:20, e una che partendo da Rosolina passa poco dopo verso le 7:30. Entrambe hanno ordine di fermarsi al Cavallo, capolinea alla Navicella, dove ad attenderli ci dovrebbe essere una coincidenza con la linea 3 che li accompagna a scuola. In questo specifico caso parliamo di Ragioneria Istituto Cestari a Borgo San Giovanni. Il 3 giunge a destinazione una mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli, costringendo i ragazzi a stare all'aperto con qualsiasi condizione meteo fino alle 7:55 circa, quando finalmente possono entrare nell'istituto. È peggio però se la coincidenza con la linea 3 la perdono. A quel punto devono mettersi in marcia fino a scuola di buon passo per non perdere il suono della campana e quindi l'ora di lezione. Tra parentesi, i ragazzi che utilizzano queste corse non sono pochi. Spesso una buona parte di loro non riesce a salire sulla coincidenza, che si riempie in un battibaleno, e alcuni sono costretti a farsi comunque quel bel pezzo di strada a piedi. I problemi sono tutti all'andata, perché per il ritorno i ragazzi salgono sul bus davanti a scuola, senza attese particolarmente gravose. I genitori, che non possono accompagnarli a scuola tutti i giorni, chiedono che ci sia un occhio di riguardo almeno per le corse scolastiche, dove la stragrande maggioranza dell'utenza è composta da studenti, e che il tragitto consenta che siano accompagnati fino ai pressi dell'istituto. Ci viene fatto notare inoltre che la fermata del bus a Sant'Anna è priva del palo riportante il cartello e gli orari dall'estate del 2020, quando il palo è stato preso in pieno da un'auto. Chi lo ricorda aggiunge che al tempo fu una fortuna che nessuno stesse attendendo il bus, in quanto l'auto avrebbe potuto prenderlo in pieno. Con questo ricordo in mente si rabbrividisce al pensiero che ci sia chi utilizza il cordolo delimitante la Romea al pari di una panchina. Ora comunque il cartello fermata è agganciato al palo della luce. Un'altra chicca riguarda invece il trasporto scolastico, anzi quasi un mistero. Ci hanno segnalato che alle fermate di ACTV di Sottomarina sono stati esposti orari che sembrano essere favorevoli all'utenza scolastica, ma che non sembrano essere stati esposti da ACTV. Una signora, dopo aver controllato gli orari per vedere quale sarebbe stato il più congeniale per la figlia, ne ha parlato con gli operatori dell'ufficio ACTV di Sottomarina, dove era andata per pagare l'abbonamento, sentendosi rispondere che quell'orario era sbagliato e non si sapeva neppure chi l'avesse esposto. I ragazzi sono quindi mandati allo sbaraglio. Il trasporto pubblico locale per l'area urbana di Chioggia ha toccato il fondo. Per le corse scolastiche dedicate agli studenti e ragazzi delle medie e delle superiori, spesso minorenni, il fondo lo sta grattando. L'assessore al trasporto pubblico locale, Maria Rosa Chio, che si è trovata davanti a una situazione sull'orlo dell'abisso, lo ammettiamo. Per il momento, se qualcosa è cambiato in peggio. Quando è che l'amministrazione Armelao riprenderà le redini del trasporto pubblico locale? Questo ci si chiede. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ci sono 2 punti in Rivavena particolarmente toccati dalla sporcizia abbandonata, uno a fianco di Ponte Scarpa e uno sulla stessa riva a fianco di Palazzo Grassi, che ci sembrano essere gli unici punti della riva dove si trovano i bidoncini per il rifiuto da passeggio. Sembra un controsenso, ma così non è. Capita spesso infatti che qualcuno provi a far entrare in questi bidoni il rifiuto domestico, che altrettanto spesso non riesce ad entrare del tutto, diventa preda dei gabbiani che, ingolositi dagli odori, riescono ad afferrare i sacchi, farli uscire dal bidoncino e strapparli, fino a quando riescono a servirsi del suo contenuto. Ci sono le telecamere in entrambi i casi e sarebbe il caso, forse una volta per tutte, visionare i filmati per trovare i colpevoli. Testimoni affermano che si tratti più o meno sempre delle stesse persone, badanti, anziani che faticano a camminare
e magari si muovono con il deambulatore, persone che per pigrizia o per l'impossibilità non vogliono o non riescono a raggiungere i bidoni per il pattume domestico in fondamenta San Domenico e che credono di agire in modo corretto gettando qua il loro rifiuto. Qualcuno pensa quindi che forse sarebbe meglio togliere tali bidoni per costringere l'utenza a servirsi di quelli corretti, evitando di abbandonare il rifiuto domestico alla mercé dei sempre più invasivi gabbiani locali. L'aspetto che assume la riva dopo il passaggio di questi predatori onnivori non è certo positivo, mostra poca attenzione a questa riva che è diventata fulcro del turismo a Chioggia, un'apparente poca attenzione, in quanto la riva è curata sia dagli operatori economici che dagli operatori del servizio ambientale che provvedono a raccogliere gli avanzi. Noi restiamo dell'idea che le telecamere devono essere usate per trovare chi utilizza certi comportamenti che costano alla comunità per tutela all'ambiente e soprattutto per tutela alle persone che lo vivono. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Lo spaccio di droghe pesanti e il conseguente incremento del degrado in alcune zone di Venezia, di Mestre e di Marghera hanno colpito ancora una volta l'attenzione della consigliera regionale Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto con Renzo Masolo di Europa Verde alla Regione Veneto l'aumento delle risorse del personale destinato al SERD, Servizi per le Dipendenze, di queste aree. Una conseguenza dello spaccio sono i recenti episodi di risse e bivacchi a cui la stessa popolazione dei sestrieri interessati ha risposto con la lenzuolata dello scorso 29 agosto. Si deve affrontare quella che è ritenuta un'emergenza, aumentando le risorse destinate al SERD, dove le liste d'attesa sono lunghe, mentre il traffico di droga si sta spostando da via Piave ad altre zone, quali via Dante e Marghera. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 13 settembre, è la San Michele in via Padre Emilio Venturini. Vi saluto e vi ringrazio. Se volete, ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.